strudel salato, pasta sfoglia con scarole. Mamma, c'è un profumino, la dobbiamo fare. Andiamo. Per la scarola, olio di oliva, prima la padella, olio di oliva, aglio, acciughe e faccio rosolare un po'. Aggiungo la scarola pulita, lavata, ho aggiunto 2 olive nere che sono andate un po' sparse, ognuno a piatare sue, copro e faccio cuocere. Prendiamo una pasta sfoglia e ci facciamo delle striscioline a destra e a sinistra. Come potete vedere, non sono venute tutte qua. Sono partita slim e sono arrivata large. E ma niente. La stessa cosa facciamo di qua. Poi ci facciamo delle fettine di pane sottili e mettiamo qua. Qua 2 bastano. Molto meglio. Ecco qua. Nel frattempo vi faccio vedere le scarole, le lasciamo anche raffreddare. Eccola pronta, l'aglio ce lo tolgo e la lascio raffreddare un po' però. Prendiamo le nostre scarole, ci mettiamo formaggio grattugiato, una scamozza affumicata, così. Iniziamo ad accendere il forno 180 gradi statico e ci mettiamo anche, ce le dovevo mettere prima ma voi lo sapete, ci mettiamo 2 noci, a me piacciono tanto, ce le mettete prima. Ecco qua, va bene così. A questo punto iniziamo a chiudere così. Prendiamo un uovo e spennelliamo. Io in forno e torno subito. Non vi muovete che torno subito. Raga, 25-30 minuti, dipende sempre dal vostro forno.